Beh, Toti Del Monte è stata universalmente riconosciuta come una delle più grandi cantanti liriche della prima metà del Novecento. Lei debuttò alla Scala nell'opera Francesca de Rimini di Zandonai nel 1916 e terminò la sua carriera nel 1948, quindi una carriera compresa tra le due guerre, nel corso delle quali comunque continuò sempre a cantare. Mio padre ha conosciuto Totti all'inizio della sua carriera, diciamo, di cuoco qua a Pieve di Soligo. Si parla di fine anni 50, 57, 58. Poi dal 65 in poi lei ha proprio abitato a casa nostra, perché quel giorno in cui è venuta l'alluvione a Firenze lei si è trasferita qua. Lei era in partenza per Roma, non ha potuto partire, quindi ha abitato in locanda fino alla sua morte, quindi era una di famiglia. A lei piacevano tutti i piatti semplici e per lei mio padre ha creato anche un piatto, si chiama un risotto Totti del Monte, è fatto con i filetti di sogliola e una crema allo zafferano sopra. Cittadina del mondo, una grande cultrice della musica, anzi l'assoluta cultrice della musica, della cantata lirica del Novecento. La Totti del Monte è una nostra grande concittadina che ha scelto di vivere a Pieve di Soligo, di passare le sue giornate, i suoi mesi, i suoi anni più intensi, cioè quelli della vecchiaia, quelli della saggezza, a Pieve di Soligo, a Solighetto, Guidalina. Abbiamo scelto un cioccolatino. E quale forma migliore poteva avere questo cioccolatino se non una rosa? Una rosa rossa, passione, purezza, vita, vivacità, come lo era lei.